Buongiorno, buona domenica e bentrovati ai telespettatori di Antenna Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. A Messina sfila il fronte del no al ponte sullo Stretto, in strada oltre 2000 persone contro la realizzazione della mega opera. Gela, raccolti devastati, abitazioni svaligiate e date alle fiamme. Le campagne della zona in mano ai criminali che spadroneggiano tra le coltivazioni. La protesta dei coltivatori. A Palermo Don Ciotti sugli episodi di devianza giovanile dice: la violenza nasconde la fragilità. A Catania un corteo per sostenere i genitori adottivi di Miele, il bambino di Ragusa conteso tra i genitori naturali e d'adozione. In Sicilia brillano 3 nuove stelle Michelin che premiano chef di Maria di Ragusa, Noto e Siracusa. Calcio in Serie C, vittoria e salvezza del Messina Teramo contro il Monterosi. Il Catania di Lucarelli affronterà oggi la Virtus Francavilla in un Massimino che sarà gremito. Ancora buongiorno, benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la protesta del fronte del no al ponte sullo Stretto di Messina. 2000 persone hanno affollato le strade della città per dire no alla grande opera. Francesco Triolo. La risposta sbagliata, inutile ai problemi del meridione e dell'area dello Stretto, e questa è la tesi sostenuta dal coordinamento No Ponte che oggi pomeriggio ha sfilato in corteo a Messina. Una settantina alle sigle che hanno aderito alla manifestazione, che ritengono l'opera dannosa, causerebbe un disastro ambientale, tecnicamente un azzardo, non risolverebbe i problemi dei trasporti, soprattutto non servirebbe al paese. È una mobilitazione nazionale questa, in cui hanno molta nazionalità le idee di coloro che sanno che questa è un'opera inutile, che produrrebbe solo distruzione e che necessariamente deve essere invece ripensata, perché noi abbiamo bisogno di altro. Il ponte sullo Stretto è una opera farlocca non dotata di alcun progetto esecutivo, rappresenta soltanto un gigantesco carrozzone clientelare, distrugge il mito e il paesaggio e in un'unica parola, in grande sintesi, è un vero disastro. In poco più di 2000 secondo la Digos sono arrivati questo pomeriggio a Messina, non solo dalla Sicilia e dalla Calabria ma da diverse parti dell'Italia. Un elenco lungo e variegato, da associazioni ambientalisti a partiti politici. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale dei Verdi, ha detto: siamo pronti a lanciare un'offensiva giuridico-legale imponente nei confronti della società Ponte sullo Stretto. L'Europa vuole che l'Italia abbia infrastrutture che funzionino e lasciare il sud, ad esempio, per andare da Siracusa a Trapani ci vogliono 12 ore di treno con 360 km da percorrere, la Calabria idem, c'è ancora la Littorina. Questo non è assolutamente ammissibile. Se il Mezzogiorno non esce dalla crisi, non esce dalla crisi il Nord, non esce dalla crisi il Paese, e il Mezzogiorno per uscire dalla crisi ha bisogno innanzitutto di infrastrutture e non di mega opere pubbliche faraoniche. Indubbiamente è un argomento che divide tra contrari, ma ci sono anche i favorevoli. Bollette energetiche, si cambia a meno di nuove ma probabili proroghe. Dal nuovo anno per le bollette di luce e gas si passerà dal mercato tutelato a quello libero. Il servizio è di Eva Spampinato. Finisce l'era del mercato tutelato. Dal prossimo anno le bollette di luce e gas passeranno al libero mercato e gli utenti dovranno iniziare ad adeguarsi sin da ora. Noi ci auguriamo che la proroga ci possa essere, stiamo insistendo perché passi questa proroga. Ci sono 2 date da segnare in calendario: il 10 gennaio per il gas, il 1 aprile 2024 per l'elettricità. Termina così il servizio definito a prezzi tutelati, cioè stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, la quale vigilerà sugli operatori del mercato libero che dovranno continuare a osservare le norme. Innanzitutto non devono prestare attenzione a tutte le telefonate che ricevono, non sono le società di energia ma sono dei venditori di contratti delle società di energia, pavendono addirittura l'interruzione del servizio in caso di mancato passaggio.
passaggio, cose non vere, quindi il consumatore o contatta direttamente la propria azienda e tratta una condizione diversa di contratto nel mercato libero e valuta se gli conviene, o cerca un'altra azienda con cui stipulare un contratto. Il mercato libero dà la possibilità di scegliere liberamente le offerte proposte dalle 648 società che vendono energia elettrica e dalle 529 fornitrici di gas metano. E quindi vi è il rischio che in questo nuovo scenario l'utente possa subire tanti soprusi e tanti addebiti illegittimi, come ha insegnato purtroppo l'esperienza della liberalizzazione del mercato nel settore delle microimprese che già sono in questo regime. Saranno salvi dal passaggio i cosiddetti clienti vulnerabili, cioè gli individui che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, i soggetti con disabilità e chi ha un'età superiore a 75 anni. Consumatori invita sempre alla prudenza nel momento di stipulare contratti, che vanno letti nel minimo dettaglio prima di essere firmati, e ricorda che c'è sempre il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni. E adesso la cronaca: rubano tutto, dalla paglia al ferro, lasciano poi i campi devastati. Da mesi la situazione nelle campagne di Gela è drammatica. Gli imprenditori, adesso che si sentono ostaggio di pochi criminali, chiedono l'aiuto dello Stato. Ci racconta tutto Gerry Italia. Raccolti distrutti, abitazioni svaligiate e spesso date alle fiamme, campagne gelesi sempre più in mano a pochi criminali che devastano le coltivazioni per ritorsione o semplicemente per ricavare qualche euro dalla vendita del ferro. Non solo incendi anomali, ma anche veri e propri raid finalizzati a danneggiare i raccolti. Molti dei proprietari colpiti hanno deciso di segnalare quanto accaduto, lo fanno però in maniera anonima per paura di ritorsioni, come Rocco, a cui hanno portato via tutto. Quanti furti hai subito? Nell'ultimo periodo già 2 consecutive nel giro di una ventina di giorni. Mi hanno lasciato completamente senza nessuna attrezzatura. Non posso fare più, affrontare il prossimo anno la campagna che si deve fare. Non mancano poi segnalazioni relative ai continui pascoli abusivi che senta Angelo, un altro imprenditore agricolo. Ti sto in base e ti prendono per scemo. Non ti minacciano, perché effettivamente loro sanno che se minacciano potrebbe anche avere conseguenze. Iniziano un po' ora, un po' a poco, in modo che il danno, diciamo, venga digerito, diciamo, dal coltivatore. Però a poco, poi se poi uno si lamenta, poi il danno lo fanno completamente. Le campagne così diventano terra di nessuno, eppure secondo Rocco basterebbe poco per individuare i responsabili. Non ci sono nessuno controllo, le denunce vengono fatte, anche i carabinieri aprono le braccia e dicono purtroppo, diciamo, la legge non ci permette di intervenire come vogliamo intervenire. Noi ci sentiamo completamente abbandonati dallo Stato. Le denunce di Rocco e di Angelo, così come quelle di decine di altri agricoltori, sono state raccolte dall'associazione antiracket gelese, che nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Caltanissetta per chiedere interventi decisi. Cercherò di parlare anche col prefetto, ho già parlato con qualcuno delle forze dell'ordine che mi danno la disponibilità, però penso che è una situazione molto più generalizzata. Quindi questo racket tra pastori e chi ruba il ferro è diventato un unicum che bisogna combattere. E adesso parliamo della mala movida a Palermo, in ostaggio di alcol, droghe e mancanza di obiettivi da parte dei giovani, sempre più al centro di episodi violenti. Don Luigi Ciotti è arrivato nel capoluogo, ha parlato di un ecosistema che adesso rischia l'ecosistema. Il servizio è di Marco Ulla. Quali trasformazioni per una città più giusta? E questo è il tema di un confronto alla presenza di Don Luigi Ciotti, andato in scena oggi a Palermo. Una riflessione sulla città che desideriamo, a partire soprattutto dalle periferie. Uno dei temi caldi però che riguardano il territorio è il valore dei giovani. Giovani che spesso si perdono tra alcol, droghe e anche malamovida. Don Ciotti prova a dare la sua motivazione a tanti episodi inquietanti successi a Palermo e anche in Sicilia. Cresce questa violenza e molti ragazzi è un modo per dire che io ci sono, per affermarsi, per sottolineare la loro presenza e arrivano a fare dei gesti di richiamo forti, non condivisibili, che ci inquietano, che ci pongono delle domande
ma dobbiamo cogliere quello che apparentemente sembra una forza e in realtà denuncia una fragilità delle persone. Atti di violenza tra i giovani per dire io ci sono, io esisto. Eppure la politica dovrebbe fare molto di più per tutti questi giovani, dice Don Ciotti. È la politica che deve dare la sua risposta, che vuol dire fare le politiche, perché l'essenza della politica è fare le politiche. Se la politica non fa le politiche, non è politica, è un'altra cosa. Sulle periferie abbandonate, soprattutto al sud, Don Ciotti ha la sua ricetta. Ecco quale. Cresce la fragilità, cresce l'emarginazione, cresce la rabbia e alla città della rabbia si deve rispondere con la città della cura. Cresce i ragazzi a cui mancano degli appigli, di punti di riferimento, delle opportunità e quindi è una città che deve interrogarsi. Adesso a Catania parliamo del corteo che si è tenuto ieri lungo le strade del centro per sostenere i genitori adottivi del piccolo Miele, il bambino conteso tra le due famiglie, quella naturale e quella appunto adottiva. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Questo cartello "Genitori non si nasce, si diventa. Io sto col Miele". Significa che io ho partorito mio figlio, ma sono diventata veramente madre quando l'ho preso in braccio e ho cominciato a crescere insieme a lui. Un corteo a Catania per chiedere giustizia per Miele, il piccolo di 3 anni conteso tra i genitori adottivi e la madre naturale che dopo averlo abbandonato lo ha rivendicato. Entro il 28 dicembre il bambino, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dovrà tornare alla madre biologica, una donna originaria di Modica. Una decisione che ha suscitato l'indignazione di tante famiglie che con cartelli, messaggi e palloncini arancioni hanno manifestato sfilando da Piazza Roma lungo la via Etnea. Il bambino ha già una famiglia che è l'unica che conosce, i figli sono di chi li cresce, di chi li accudisce, di chi li ama. Io sono la mamma di un bimbo di 3 anni e l'idea che mio figlio, come Miele in questo momento, possa essere staccato da me è devastante non solo per me, ma già a 3 anni un bambino conosce le figure genitoriali, gli affetti. Un bambino che sta a 3 anni con i genitori affidatari, che è amato, che è curato, come si fa a strapparlo? Immagino il dolore di questi genitori, ma anche immagino il dolore che potrebbe provare Miele. Non solo donne, ma anche tanti papà presenti al corteo. Io dico sempre che i figli non sono di chi li partorisce, ma di chi se ne prende sempre cura. La manifestazione è stata organizzata da Maria Elena, che come i genitori di Miele ha condiviso il percorso di adozione. La dobbiamo smettere di fare distinzioni tra biologico e adottivo. Siamo famiglie che amano al pari di qualsiasi altra famiglia. L'iniziativa si aggiunge alla petizione aperta su change.org, dove attualmente si contano quasi 40.000 firme. E adesso ci occupiamo di ristoranti stellati, perché in Sicilia brillano 3 nuove stelle Michelin, tutte nella zona del sud-est della Sicilia. A metà novembre la cerimonia a Brescia. Siamo andati in uno di questi ristoranti stellati a Siracusa, gli altri sono a Noto e a Marina di Ragusa. Ed ecco che cosa ha preparato lo chef per noi, il servizio di Francesco Aloi. La buona cucina premiata dalla guida Michelin. Sono 3 le nuove stelle assegnate in Sicilia, a Marina di Ragusa, Noto e Siracusa. Noi siamo andati in uno di questi ristoranti a Ortigia. Se l'aspettava? Allora, no, diciamo che è stata una bella sorpresa per tutti, è stato per noi una grandissima soddisfazione. La cerimonia lo scorso 14 novembre al Teatro Grande di Brescia. 26 gli chef che hanno ottenuto la prima stella. Tra loro c'è anche Giuseppe. I suoi piatti con pesce e carni locali, tartufi e funghi dell'Etna hanno fatto colpo. O magari delle preferenze più che altro di ingredienti, però non ho un cavallo di battaglia mio. Oggi cosa ci prepara? Allora, oggi prepareremo un piatto totalmente vegetariano che è presente nella nuova carta autunno-inverno del 2023 e sarà un carciofo con un fondo vegetale, un fondo bruno vegetale ripieno con gli stessi scarti del carciofo, con il gambo facciamo un cappuccino. Gli ispettori Michelin osservano tutto, dalla qualità dei prodotti messi in tavola alla personalità dello chef. Ricevuta la stella, però bisogna fare attenzione. L'ispettore è sempre dietro l'angolo, pronto a darne una nuova, ma anche a toglierla. Il piatto è servito.
Ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio nell'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie C. Torna a vincere il Messina che ha battuto per 2-0 il Montirosi a Teramo, una rete per tempo di Pacciardi nella prima frazione e di Emmausso di rigore nella ripresa. Hanno deciso il match. Sergio Colosi. Lo scontro salvezza di Teramo è una prima sentenza in coda. Dopo 5 sconfitte consecutive il Messina vince, non accadeva dal 15 ottobre, 1-0 sul Giuliano e in trasferta da 9 mesi 1-0 a Potenza. La squadra salva la panchina al tecnico Giacomo Modica e allunga +5 sull'ultimo posto occupato dal Monterosi che ha fallito l'operazione sorpasso. Nonostante il forte vento, partita prima noiosa e poi piacevole in bilico, ricca di episodi e colpi di scena. Il primo al minuto 36 con lo stacco aereo vincente di Pacciardi sull'angolo di Firenze, centrocampista dai piedi buoni in un reparto con tanti operai. Si va a riposo con un errore di Vano che da mezzo metro e a porta spalancata colpisce la traversa. Nella ripresa Fumagalli diventa il protagonista nel contesto di una squadra aiutata anche dalla fortuna, come in occasione del rigore per tocco di braccio dell'inesperto Scafetta, calciato da Silipo sulla traversa. Al minuto 25 il Messina, in formazione d'emergenza con 6 assenti, raddoppia dagli 11 metri. Ragusa procura il penalty che Emmausso trasforma con freddezza. La stessa che manca invece al 40° minuto al bomber dei laziali Costantino, da poco in campo e fermato da Super Fumagalli nel terzo rigore di giornata, secondo per il Monterosi. Il portiere del Messina blinda il risultato nel recupero e finisce 2-0, successo inatteso ma prezioso per morale, autostima e classifica. Adesso parliamo del Catania che è atteso questa sera alle 20:45 al Massimino che si annuncia aggremito per l'occasione sfiderà la Virtus Francavilla, servizio di Marco Carli. Lucarelli l'ha definita la partita più importante del periodo per le insidie che porta sulla strada del rilancio. La Virtus Francavilla indietro in classifica e sulla carta una squadra meno attrezzata delle ultime affrontate e su questo ha invece fatto leva l'allenatore del Catania che fin da mercoledì, dopo il successo ai rigori col Crotone, ha invitato i suoi a puntare l'attenzione sull'avversario successivo. La vera impresa la dovete fare domenica, ha detto al gruppo, proprio per tenere alta la concentrazione anche perché pure la Virtus ha cambiato allenatore e Occhiuzzi alla prima ha vinto con il Brindisi. Lucarelli anche nella conferenza prepartita avvisa squadra e ambiente. C'è il giusto entusiasmo e deve rimanere entusiasmo perché se diventa euforia è pericoloso, è molto pericoloso. Noi diventiamo, i problemi li abbiamo quando siamo forse troppo euforici e diamo troppo per scontato magari certe cose. Quindi ben venga l'entusiasmo, no all'euforia. Al Massimino, come sempre, diremmo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, un tifo da Serie A. Le scelte sono ispirate alla continuità, anche se si valuta qualche situazione in difesa con Lorenzini e Castellini favoriti per giocare con Silvestri e Buà. Per il resto, Beters e il ritorno dal primo di Zammarini, Rocca, Di Carmine e probabilmente Marsura. Ma Lucarelli guarda all'intera partita, oltre che al sistema da utilizzare. Ripeto, il rischio magari di quando fai delle vittorie consecutive è quello di pensare di essere diventati bravi e di aver risolto tutti i problemi. Noi bisogna essere bravi a non sentirsi troppo bravi in questo momento. Il telegiornale finisce qui, prima di salutarvi vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa con la collega Emanuela Corsi, mentre l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.